Ai piedi del Monte Monaco, San Vito Lo Capo e Bagheria per centrare punti importanti vicini al giro di boa della stagione. Un saluto qui da Gabriele Rispetta, dal comunale della città di San Vito Lo Capo. Pallone subito a cercare proprio il tentativo di Giglio, prova a mantenere il pallone in campo, poi qua Aramburu taglia il campo Ballariano, vede poi il tentativo dalla distanza, qui Mario abbatte in ogni situazione. Qua Giglio se ne va, Giglio in aria, può giocare, Giglio salta un altro avversario e si stoppa su Sandu, poi Bulades viene innescato, ancora Bulades, salta un avversario, Bulades sterza, ancora lui, fa impazzire Florio, mette al centro dove c'è Tarantino che colpisce così, ancora Tarantino a cercare Guaiana, pallone a metà, c'è Ndiaye, un mancino all'improvviso che va lontano a cercare Guaiana in area di rigore, il numero 9, il tacco di Guaiana per l'arrivo di D'Amico, esterno della rete. Ancora una volta il Bagheria con Caldieraro, poi Petrullo, Sandu, la Commare, ancora per Bulades, guarda la porta col sinistro, Cannizzaro, Touré non butta il pallone il San Vito, qua però vuole troppo Mustaccia, c'è Petrullo, Ndiaye mette il destro, poi arriva Mustaccia al volo, gioca veloce il San Vito, poi il pallone messo a centro per Guaiana che rimane lì, Guaiana ha segnato il bomber, Guaiana in qualche modo manda avanti il San Vito. Si propone Tarantino, Bulades lo vede adesso, è tutto buono, Tarantino in aria, Tarantino, la deviazione finale di Florio, ma il San Vito riesce ad andare in doppio vantaggio con l'asse Bulades, Tarantino, spettacolo al comunale, San Vito avanti, 2-0. Petrullo, tentativo alla distanza, con Sandu che mette in calcio d'angolo, ci aveva provato Ballariano. Andrà al centro Petrullo, pallone che arriva proprio lì e c'è la deviazione finale di un giocatore del San Vito, ma fischia due volte Leone, finisce il primo tempo, però visto che il pallone è per Touré che sbaglia, e allora occhio perché può ripartire Bagheria proprio con Caldieraro, ancora lui, entra in aria, Caldieraro, esterno della rete, ma ha rischiato tanto qui il San Vito. È una palla Guaiana che gioca in mezzo ai difensori avversari, e per lui questo passaggio deviato da Costa, ma c'è ancora Guaiana, è tutto buono, troppo molle Pennisi e Guaiana pulisce ancora, 3-0. Insufficiente, però c'è comunque Ballariano, ancora il 7, Ballariano, Caldieraro al limite, prova il tiro, viene bloccato, c'è Florio, dal limite, ancora il 10, va con il sinistro, rientra, destra, giro! E poi Sandu si iscrive al match con un intervento fenomenale. Florio. Pallone ancora buono per il destro. Deviato qui di Costa che si era fatto vedere bene. Che ritorna sul pallone. Grande palla per Guaiana che è in aria. Guaiana aspetta e poi Bulades batte corto Mustaccia, pallone che arriva comunque al centro, Guaiana! Era questione di secondi per Simone Guaiana, invocato dal suo pubblico, trova la seconda tripletta stagionale qui ai piedi del Monte Monaco, e 4-0 è il pomeriggio di Bulades e il pomeriggio di Guaiana. Sua imprevedibilità, così come Caldieraro che prova ad andare col destro, Sandu lascia lì e arriva la rete proprio sul finale di partita di Vetrano. Sbaglia Cannizzaro e finisce qui la partita, triplice fischio del signor Leone, San Vito, Bagheria e storia, e soprattutto una vittoria importantissima e convincente del San Vito, che vince e convince e si porta a casa 3 punti importanti per la corsa playoff.